Il Vangelo è un annuncio di gioia, non un peso insopportabile. Nella messa presieduta a Santa Margherita Ligure per la festa di San Siro, il vescovo ha invitato a considerare l'invito di Gesù a seguirlo non come un giogo o una prescrizione faticosa. Spesso il partecipare alla messa è vissuto come un peso, ha sottolineato Monsignor Tanasini, eppure l'unico vero peso è quello dell'amore che il Signore ha per gli uomini. Le parole di Gesù sono di sostegno e di aiuto, certo sono anche esigenti, ma segnati dall'amore. Non è pesante per i genitori occuparsi dei figli, ha spiegato il vescovo, non è pesante occuparsi degli amici o prendersi cura di chi ci sta accanto se guidati dal voler bene. L'esortazione di Monsignor Tanasini è dunque quella di lasciarsi toccare dalla parola di Gesù in una società che sembra sempre più autosufficiente e indifferente al Vangelo e a farsi come i più piccoli che davvero sanno attendere che qualcuno entri nella loro vita e così si aprono alla paternità di Dio. La celebrazione del vescovo ha concluso il percorso di preparazione della comunità di San Siro che in occasione della novena ha riflettuto con incontri e testimonianze sulle 5 parole consegnate a Firenze dal Papa alla Chiesa italiana. Nella città di Santa Margherita prosegue il cammino di comunione, da quest'anno è iniziato il Consiglio pastorale cittadino, come sta proseguendo questo cammino? Abbiamo iniziato da quest'anno il cammino del Consiglio pastorale cittadino, abbiamo iniziato i tavoli di lavoro, il cammino prosegue bene, rafforzati in questo momento dalle nostre feste che sono l'occasione per ritrovarci tutti insieme. Perché San Siro apre un po' il tempo delle feste, poi ci sarà Santa Margherita, ci sarà la Madonna della Lettera, quindi da questo punto di vista è un cammino di unità che prosegue. Un cammino di unità, ma interessante i richiami che i santi ci fanno. San Siro un pastore, Santa Margherita una martire, il martirio oggi che è la via della testimonianza, e Nostra Signora della Lettera, Maria, che ci riconsegna quella lettera importante che è il Signore Gesù.